sono l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Ugo Bergamo, e la città di Venezia ha in testa nelle azioni di sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare con l'entrata in funzione del tram, un mezzo elettrico che garantisce una condizione di vita sicuramente più adeguata alla prospettiva di dare condizioni di salute migliori alla gente. Oltre a questo, anche per quanto riguarda la mobilità acqua, stiamo agevolando ogni forma di iniziativa che permetta di avere battelli o motoscafi o comunque imbarcazioni ibride, prevedendo prima o poi, speriamo prima che poi, nei calagrandi in particolare, di poter andare soltanto con mezzi elettrici, sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose. Abbiamo anche sviluppato azioni tipo il car sharing con automobili elettriche, stiamo predisponendo delle forme di bike sharing con pedonata assistita e con pannelli fotovoltaici per l'alimentazione, tutte delle azioni che credo vadano nella direzione di promuovere proprio la sostenibilità ambientale, che è credo la prospettiva più importante per dare un futuro al Paese.